Giannico, che bello vederti col taglione di brodo. Che è una sorpresa però ancora. Sì, perché ho messo su un germano, adesso questo qua è rimasto un po' grossetto. Guardalo. Mi ho fatto prima quei tocchi, questa è una salsa del germano che mi avevo fatto l'altro dia che Quindi te la sa bogliera. sì. Germano? Germano. Quanto tempo è che è qua dentro? Beh, stamattina è 7. Ah però. Adesso quando che l'ho cotto faccio un po' del desfritto, desfritto mio, fatto con i fregadini, con che robe ha. Questo viene freddo, me lo sfilaccio fuori e ho un sugo di germano o posso dare, diciamo, quei pepi che faccio qualcosa. Certo. Cioè, bestia, capito? Quindi puoi fare un sacco di preparazioni con... Sì, ma l'importante è che sia il suo brodo e il suo robe. Stasera il brodo lo filtro, Certo. e tiro via fuori le impurità, ghiaccio e carote a tocchi, proprio a tocchi, e ne faccio 4 bigui a modo mio. Adesso te vorrei insegnarlo perché non voglio ancora... Non ti deve da farmi questa domanda. Te vuoi insegnerlo? Ma porca però. Beh, ora senti, invece fare, mi ho cattato dei pioppini. Che bei, guarda. Bei. Bellissimi. Quindi pioppini e germano reale. Pioppini germano reale. Fantastico. E questo qua è un piatto unico, però tirando fuori posso fare 100 robe, però ho visto che devo insaiarlo. Te lo faccio insaiare però a scottadeo così, La cosa più bella. Ah, buon. Va bene? D'accordo? Mamma mia, scherzi. Ma io non mi vengi a dire, ma... No, non te lo dirò mai, Giannico, non preoccuparti. Mi ricordo una volta che ho fatto uno stracotto, a te che questo sta qua a aspettare maiallo, Ah, certo. Che fa fatica per niente, no? Però anche questo è un elogio alla semplicità alla fine, Giannico. Ma super semplice. Infatti. Però pensa, un germano, te fai i petti che ti puoi fare una crema di mandorle, sola, di noci, fare un bel secondo, ti puoi fare i bigui, ti puoi fare un antipastini, ti puoi fare un sfilaccio di mangiare solo un pasticcio, ti fai un bel pasticcio con il broccolo fioraro, una bella crema. Caspita. Du trito che te così sfiacciai a mano. L'hai fatta no, se dopo guarda che robetta. Beh, è un colore straordinario sto food, guarda che roba. Così. Come fa un finger food praticamente un po' ampio. Inglesismi. C'hanno i baccari, c'hanno i spunciotti. Vabbè, i spunciotti, dai, spunciotti. Finger Cicchetti, food. cicchetti, basta, ritiro tutto. Guarda che bello. Senti, tu vuoi segarli? Non so se mi spiego, vero? Mi ha toccato in 3 secondi, dare in disossata, metterlo qua. Adesso che ho messo solo la gaveriana perché lui piace le robe fighe così. Però questo più semplice così. è veramente un elogio alla semplicità Sì. e al sapore vero. E avanti per questa strada, mi Che continuerò bello. sta roba qua. Che bello. Fine. È un peccato veramente assaggiarli. No, grazie mia, per piacere. No, non è che sono un peccatore mica più allora. Ciao ragazzi, buona Quaresima a tutti, viva il Germano, viva i Pioppini, viva Giannico. E viva la nostra compagnia, sempre insieme. Salute. Ciao. Ma che roba. Buono. Buono.